Oggi si è conclusa questa vicenda che è iniziata l'8 marzo di quest'anno. Questa vicenda serve anche a evidenziare come, con la collaborazione del cittadino, grazie ai mezzi tecnici di cui oggi si dispone, grazie alle pronte indagini che sono state subito avviate dai carabinieri e dai carabinieri di Paternò in specie, le indagini tecniche, si è giunti ben presto alla individuazione degli autori dell'omicidio di Pappalardo Massimo per motivi passionali, come si ricorderà. Uno degli autori dell'omicidio e della distruzione del cadavere si è reso subito latitante. Ricordo che nel marzo di quest'anno le indagini partivano da dati molto scarni. Vi era soltanto un cadavere carbonizzato dentro una macchina completamente bruciata, quindi poteva sembrare uno dei tanti omicidi che purtroppo sono accaduti nelle nostre contrade e che poteva anche restare impunito. Invece, ripeto, grazie alla collaborazione cittadina, delle indagini subito avviate dai carabinieri, dai mezzi tecnici, si sono scoperti gli autori e grazie poi alla collaborazione di Eurojust, della polizia e dell'autorità giudiziaria francese si è giunti all'arresto in periferia di Parigi dello Sciurelli Ignazio, autore dell'omicidio e della distruzione del cadavere.